Che momento è stato? Il momento diciamo, è sempre stato atteso sia dalla comunità di Santo Stefano che possiamo dire dalla famiglia dell'Arma dei Carabinieri, che appunto negli anni hanno sempre, tra virgolette, insistito e richiesto che avvenisse questa intitolazione. Per questo mi viene da dire che è stato un momento molto familiare, molto cordiale, di comunità. Ecco, lo sento un momento profondamente bello, no? Quello di ritrovarsi insieme per guardare questa testimonianza come comunità, come paese, come cittadinanza, per approfondire questo sacrificio che ancora oggi siamo chiamati a reincarnare nella nostra vita. Che cosa della testimonianza di Albino Badinelli è rimasta davvero viva a Santo Stefano d'Aveto? Oltre al fatto del dare la vita, quindi tutto quello che riguarda appunto il dono della vita per la salvezza di quei 20 civili, penso che la cosa che sempre ha colpito la popolazione e che ancora oggi colpisce chi incontra Albino in senso figurato è il suo perdono che ha consegnato ai carnefici prima della sua fucilazione. In una società come quella di oggi, in cui le divisioni sembrano prevalere sull'unità, dunque un richiamo davvero ancora molto attuale. Sì, diciamo che la storia di Badinelli ci richiama all'accoglienza, all'unità, al non pensare che il mio prevale sul nostro, cioè il fatto che lui in prima persona abbia scelto e deciso di sacrificarsi, quindi di mettere davanti al proprio bene il bene dell'altro. Penso che per noi oggi sia un richiamo importante, potremmo dire una vocazione a mettere un po' da parte tutto quello che riguarda il nostro bene, il nostro piccolo benessere in cui a volte cerchiamo di vivere ritagliandoci un po' della nostra vita per farci dono e per essere risposta anche ai bisogni dell'altro.